servizi della ristorazione collettiva. Le imprese ristorative del comparto della ristorazione collettiva possono offrire un servizio occasionale o continuativo. Per servizio continuativo si intende il servizio di mensa presso istituzioni, enti pubblici, ospedali, imprese private, colleghi, eccetera. Il servizio occasionale è invece effettuato in occasione di convegni, manifestazioni ed eventi ed è anche noto come il catering. Allora, un attimo, allora qua questo da chiarire, quindi quando io vi parlo di ristorazione collettiva, ricordatevi, destinata alla comunità, poi si separa in due grandi settori: servizio di mensa e servizio allora, occasionale. continuativo e occasionale. Continuativo è la mensa, occasionale è il catering, eccetera. e adesso vediamo meglio sul Le catering. imprese di ristorazione che svolgono esclusivamente i servizi di catering vengono dette imprese di catering e bar. In molti casi provvedono anche all'allestimento dei locali in cui si svolge il servizio. Per catering si intende solamente in occasione del bene, La cessione del bene. Invece per banqueting si intende la preparazione e la cottura dei cibi sul posto, nonché il servizio. In altre parole, il banqueting organizza l'evento nel luogo desiderato dal cliente, anche in assenza di strutture del reparto di montagna al prato di montagna, al giardino, eccetera. Oramai però i termini catering e banqueting sono usati inizialmente e quindi da qui in avanti anche noi di ecco, allora